posto le difficoltà della partita, le ha riscontrate sul campo? Le due squadre che si sono sfidate abbastanza a viso aperto, perché penso che chi è venuto allo stadio oggi ha visto una bella partita, giusta come partita della Coppa Italia pre-campionato. Dispiace per perso perché quell'episodio della punizione sicuramente dispiace, perché abbiamo avuto una palla importantissima con Cionic di testa che ha fatto un miracolo enorme sul calcio d'angolo, eravamo 0-0. Noi l'episodio l'abbiamo sbagliato, loro l'hanno fatto, però sono una bella partita tra due squadre che nel giro di una settimana, partendo da stasera, si incontrano due volte, quindi prima di campionato e Coppa Italia. Dispiace per il fatto che abbia disputato una buona gara, di aver avuto delle occasioni e quindi la filosofia della squadra è piaciuta. Dobbiamo essere un po' più cattivi sotto porta, però secondo me abbiamo fatto una buona gara. Meglio il secondo tempo che il primo delle squadre si sono un po' studiate, hanno concesso un po' più spazio. Nel secondo tempo la partita si è aperta un po' di più e quindi sono venute più azioni. Io ripeto, sono soddisfatto della mia squadra perché ha fatto una buona gara, forse meritava qualcosa di più sulla traversa, sul colpo di testa di Cionic, sul salvataggio sulla linea, insomma 3 occasioni potevano valere almeno una di queste, una rete, quindi va bene così. Mister, circa il ritmo tenuto in partita, siamo ancora all'inizio stagione, voi vi preparate per una corsa lunga, ha notato differenza sullo stato di forma o la grandezza delle due squadre, era tutta programmata la vostra prestazione a livello atletico qui a Trapani, quindi siete già a posto oppure dovete ancora testare? No, bisogna migliorare ovviamente, in questo caso condiziona tutte le squadre, perché penso, adesso non so quanto è finita Palermo-Verona, però anche lì faceva caldissimo. Qua stasera faceva caldo, non è un caso che Pasquato abbia dei crampi e comunque alcuni giocatori magari potevano fare fatica da una parte o dall'altra, perché poi alla fine credo che tutte e due le squadre i giocatori escono stremati un po' da questa partita, bisogna essere bravi a recuperare le forze. Per noi questo caldo un pochino non è il caldo che c'è a Padova, ma va bene lo stesso, perché ripeto, la filosofia della mia squadra mi è piaciuta molto, anche l'occasione che abbiamo creato. Paghiamo la punizione, che è stato un bel tiro di Nizzetto, sappiamo che lui calcia molto bene di sinistra, insomma va bene così. Sì, è una partita molto equilibrata, la differenza a parte il gol, se c'è stata, dove è stata? Ma è stata una partita combattuta da tutte e due le squadre, nessuna delle due squadre regalava spazio, tutti e due messi bene in campo e ovviamente se andiamo a analizzare gli episodi potevano fare la differenza. Se pensiamo, Cionic ha fatto il colpo di testa sul calcio d'angolo, Nizzetto ha segnato su punizione, quindi come azioni normali tutte e due le squadre hanno concesso poco e non davano spazio, erano molto concentrati. Questo è un bel segnale. Quando io dico che la gente che è venuta allo stadio oggi ha visto una bella partita di due squadre che si sono sfidate con una filosofia, perché anche il Trapani era messo bene in campo e ha cercato di attaccarci bene, noi lo stesso abbiamo messo in campo bene e cercavamo di ribaltare e di giocare con le nostre azioni, quindi va bene così. Poi l'episodio fa la differenza di qua o di là. Dette da lei che l'allenatore Paolo, questo sono anche un buon complimento al Trapani che non è Trapani è una buona squadra, io conosco parecchi dei giocatori, so che sono forti, a parte Gianni che l'ha avuto come a Modena l'anno scorso, Nizzetto lo conosco bene, Mancoso lo conosco bene, quindi giocatori che la categoria Martinelli l'hanno già fatta, anche il portiere Nordi è un buon giocatore, quindi Taranto e altre piazze li conosco bene perché poi sono di mestiere, però la partita secondo me è stata una partita giocata bene da tutte e due le squadre. Poi ripeto, l'episodio di qua di là che ha fatto la differenza o per noi o per il Trapani. La punizione di Nizzetto è andata per il Trapani. Giocare di fronte a tanti spettatori in una partita d'estate è sempre bello perché ti dà una grande motivazione, infatti penso che siete tutti d'accordo che oggi è stata una partita vera tra due squadre che si sono sfidate, col pubblico che è stata una bella non coreografia ma una bella mole di persone che incitava e che comunque a cui piace il calcio, quindi per quello quando penso e dico che la gente dello stadio ha visto due squadre giocare a calcio, penso a queste che sono venute, è stato un antipasto del campionato. Altre domande? Grazie. Una sola io se posso, sì. non vorrei, ho visto
per me che sono un neofano, non ho mai visto la Serie B dal vivo, ho capito cos'è. Abbiamo visto il suo modulo, era un 4-1-2-3 molto elastico, che non era mai un 4-1-3-3, un 3-4-3 in attacco, un 4-1-4-1 in difesa. La mentalità dei giocatori è abituarsi a cambiare modulo tra la fase di possesso e non possesso, si lavora molto su queste cose in questi campionati. Si lavora molto su queste cose, soprattutto nel ritiro precampionato. La squadra si deve abituare a attaccare a 100 all'ora e a difendere a 100 all'ora. La differenza un po' adesso la fa il ritmo dei carichi di lavoro e anche il caldo, perché a volte fai anche fatica a accompagnare l'azione, così poi fai fatica a rientrare a difendere, ma tutte e due le squadre, perché poi alla fine diciamo che come arriva ottobre-novembre che il tempo si stabilisce, le squadre fanno tutto il doppio. Ma stasera l'avete fatto bene entrambi questa fase di Questi 90 minuti delle squadre, devo dire, le squadre moderne, le squadre che hanno dato tutto. Quando io dico che sono da una parte e dall'altra sono usciti stremati proprio per questo motivo, e questo minutaggio per l'inizio del campionato vale oro. Mister, il suo Padova dove arriva quest'anno? Adesso piano piano noi ci prepariamo a fare una grande stagione, quindi di partita in partita stiamo crescendo e vogliamo fare un bel campionato. Grazie. Piano piano andiamo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.